24 comuni attraversati da Mortegliano a Sappada, migliaia di tifosi lungo il percorso e la preoccupazione di dover, forse, deviare il tracciato a causa della frana sulla vecchia e suggestiva strada che da Arta Terme conduce a Paolaro. Questi temi affrontati nella riunione convocata in prefettura per mettere a punto il dispositivo di sicurezza in vista della tappa del Giro d'Italia che vedrà la Carovana Rosa attraversare il Friuli il 24 maggio. Siamo alle battute finali, abbiamo solo questo problema della strada vecchia che porta a Paolaro da Arta, dove c'è stata una frana importante, stiamo lavorando e se dovessimo deviare il percorso sulla strada vecchia che da Arta porta a Paolaro, naturalmente andremo per la strada nuova che è molto più comoda, però è molto meno suggestiva e soprattutto la strada vecchia è stata oggetto di importanti lavori da parte delle DR Udine, quindi ci spiacerebbe non mostrare una fotografia così eccezionale. Il prefetto Domenico Lione ha sottolineato il grande sforzo di tutto l'apparato di sicurezza, compresa l'indispensabile presenza dei volontari della protezione civile. Il meccanismo di sicurezza è veramente imponente. Perché per assicurare appunto che la tappa si svolga nella massima sicurezza è opportuno riuscire a predisporre diversi meccanismi di sicurezza che vanno integrati con uno sforzo veramente importante. Perché ci sono due grosse manifestazioni che sono l'arrivo e la partenza, che attirano sicuramente tantissime persone, quindi sono manifestazioni che vanno fatte nel rispetto di tutte le normative di sicurezza e per assicurare questo tipo di dispositivo bisogna predisporre adeguatamente tutti gli aspetti.